Il progetto Fascicolo Sanitario Elettronico Regionale ha tra gli obiettivi quello di realizzare e di mettere a regime il ciclo prescrittivo della ricetta rossa dematerializzata, ma la prestazione non è soltanto un atto amministrativo, ma ha anche lo scopo di dare inizio all'approfondimento diagnostico sulla base delle competenze del medico. Quindi maggiori saranno le sue conoscenze, maggiore sarà anche l'efficacia dell'esame che si andrà poi ad eseguire. Per questo motivo, a fianco al progetto Fascicolo è nato il progetto Ermete. Questo progetto ha l'obiettivo di incrementare l'appropriatezza prescrittiva del medico che va a prescrivere nell'ambito della medicina di laboratorio. Lo scopo di questo progetto è quello di incrementare l'appropriatezza prescrittiva del medico nell'ambito della medicina di laboratorio, supportando il medico con un sistema di supporto decisionale collocato all'interno dell'architettura del ciclo prescrittivo. Il cuore di questo sistema è costituito da un insieme di indirizzi di prescrivibilità che contengono la conoscenza scientifica sintetizzata e che può essere resa disponibile al medico nel momento giusto. Gli indirizzi di prescrivibilità sono stati definiti dal board scientifico del progetto con il supporto di uno dei gruppi di lavoro operativi del fascicolo che si occupano di sistemi esperti e che è composto da quasi tutti i laboratori del Veneto.